Allora qui siamo davanti a un modello in scala 1:1 del primo disegno di Fornasari, è un disegno nato nel 1996 con delle caratteristiche di fondo. La base doveva essere quella di una vettura leggera, molto performante sia in strada che fuori strada e con l'abitabilità per 5 persone comode. Una macchina da usare tutti i giorni con prestazioni da GT di classe. Ovviamente nel 1996 il concetto di SUV non era così familiare, anzi non se ne parlava nemmeno. E alcuni problemi nacquero al tempo perché non c'erano delle soluzioni tecniche già disponibili sul mercato. Quindi decidemmo di coinvolgere il reparto corse Mitsubishi ufficiale che da 10 anni vince la Parigi-Dakar per lo studio delle sospensioni e decidemmo poi di disegnare una carrozzeria anche abbastanza aerodinamica e quindi discostandoci completamente dal concetto di fuoristrada. Infatti la macchina è relativamente bassa, 1,65 m di altezza, la linea aerodinamica e la leggerezza della vettura è un altro dato caratteristico di progetto, circa 1600 kg. Le misure poi erano assolutamente eccezionali per l'epoca. Nel 1996 macchine da 2,10 m di larghezza non erano consuete. Quindi è una macchina molto corta con piccoli sbalzi, 4,50 m di lunghezza, 2,10 m di larghezza, 1,60 m di altezza per 1500 kg, 1550 kg di peso. Questo era il progetto che era del tutto straordinario. Unito a una potenza diciamo base di 450 cavalli che di nuovo nel 1996 erano straordinari. Si univano a questo sospensioni ovviamente indipendenti a lunga escursione, trazione con 3 differenziali di cui uno viscoso e uno autobloccante al posteriore, ne hanno fatto poi la vettura che diciamo negli anni si è meritata un piccolo credito nella storia. Ecco, in particolare questo modello ha di bello che è stato fatto con il vecchio stile, quindi non l'uso del computer, è stato disegnato in scala 1:1 a mano, quindi seguendo quello che era l'arte dei nostri grandi designer, e una volta finito il disegno, quindi il piano di forma in scala 1:1, è stato riportato su legno manualmente con circa 6 mesi di lavoro, qualche quintalata di legno di cirmolo stagionato, ed è il motivo per cui questa macchina secondo me ha il suo posto in questo splendido museo. Allora, se dovessimo identificare quali sono i punti salienti proprio che identificano e che considerano interessante la macchina agli occhi di un appassionato, di un investitore, di un compratore, potremmo dire sicuramente la performance, sicuramente l'utilità, nel senso che è una macchina che può essere utilizzata in tutte le condizioni sia ambientali che naturalmente nell'utilizzo normale tutto l'anno, e un po' se vogliamo l'esclusività. Oggi il compratore tipo della Fornasari può comprare qualsiasi macchina delle più blasonate eccetera, ma con queste vetture riesce ad unire quel pizzico di esclusività in più che lo differenzia ad esempio da una Range Rover o da una Bentley, che sono straordinarie ma che stanno diventando quasi comuni.